Salve a tutti carissimi. Oggi volevo parlarvi di una magnifica chiave che Nostra Signora ci ha regalato per spalancarci le porte del paradiso. Si tratta della devozione delle 3 Ave Maria. Dice Gesù a tal proposito: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde l'anima sua? L'affare perciò più importante di questa vita è la salvezza eterna. Volete salvarvi? Siate devoti della Vergine Santissima, mediatrice di tutte le grazie, recitando ogni giorno 3 Ave Maria. Santa Matilde di Hakeborn, monaca benedettina, morta nel 1298, pensando con timore al momento della sua morte, pregava la Madonna di assisterla in quel momento estremo. Consolantissima fu la risposta della Madre di Dio: sì, farò quello che tu mi domandi, figlia mia, però ti chiedo di recitare ogni giorno 3 Ave Maria. La prima per ringraziare l'Eterno Padre per avermi resa onnipotente in cielo e in terra. La seconda per onorare il Figlio di Dio, per avermi dato tale scienza e sapienza da sorpassare quella di tutti i santi e di tutti gli angeli. La terza per onorare lo Spirito Santo, per avermi fatta, dopo Dio, la più misericordiosa. Riguardo all'efficacia di questa devozione, scriveva un missionario fra fedele: i felici risultati della pratica delle 3 Ave Maria sono così evidenti e innumerevoli che non è possibile registrarli tutti. Guarigioni, conversioni, lume nella scelta del proprio stato, vocazioni, fedeltà alla vocazione, vittoria sulle passioni, rassegnazione nella sofferenza, difficoltà insormontabili superate. Prega dunque devotamente ogni giorno, così, mattina o sera, meglio la mattina e la sera, dicendo queste parole: nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ti prego, difendici dalle insidie del maligno, in vita e particolarmente nell'ora della nostra morte. Te lo domandiamo per il potere che ti ha concesso l'Eterno Padre.
Te lo domandiamo per la sapienza che ti ha concesso il Divin Figlio. Te lo domandiamo per l'amore che ti ha concesso lo Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Siano lodati la Santissima Trinità e i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria. Oh, propagate questa devozione, perché, come dice Sant'Agostino, chi salva un'anima assicura la salvezza della propria.